Un riconoscimento oggi al dottor Paolo Di Betta consegnato al figlio. Ricordiamo che il dottor Paolo Di Betta fu anche presidente della Camera di Commercio di Agrigento. Sì, è un presidente e un uomo straordinario a cui dobbiamo il progetto dell'aeroporto e la firma sulla creazione del polo universitario. Quindi un grande uomo, un grande imprenditore che va ricordato per quello che ha fatto. Oggi si ricorda Paolo Di Betta, tuo padre, un uomo che ha fondato non solo il consorzio universitario ma ha avuto diverse cariche, Confindustria, presidente della Camera di Commercio, ecco insomma un bel ricordo. Sì, un ricordo che ci commuove tantissimo, è un ricordo sulla sua volontà, sul suo voler fare e sulle sue capacità costruttive e soprattutto sulla sua dedizione anche alla comunità. Ecco, ricordarlo oggi fa bene, è importante anche diciamo, come segno di fiducia per il futuro. Sì, sicuramente, soprattutto per la sua visione orientata al progresso, orientata al futuro e alla volontà di migliorare la nostra comunità. Oggi si ricorda il dottor Paolo Di Betta, fondatore del Consorzio Universitario di Agrigento, presidente di Confindustria, presidente della Camera di Commercio, insomma una bella iniziativa che serve anche da punto di riferimento alle nuove generazioni. Beh, credo che Paolino Di Betta abbia dato tanto al nostro territorio, soprattutto ha indicato delle direttive importanti come quella dei porti, il porto di Porto Empedocle, il porto di Licata, il porto di Sciacca, ma anche il porto di Lampedusa. Aveva creato le STOAI e poi soprattutto si era impegnato e battuto per l'aeroporto al punto da aver realizzato una società che avesse il compito di individuare il sito dove poter realizzare l'importante struttura. Purtroppo la politica non ha seguito mai i consigli e gli esempi di Paolino Di Betta, anzi remava sempre contro al punto che creava sempre delle difficoltà reali e obiettive, ma Paolino Di Betta era un uomo del fare e quindi aveva una marcia in più in confronto a tanti altri, per cui per questo viene ricordato, perché è stato ed è un esempio per le future generazioni, per chi crede nello sviluppo del turismo e soprattutto del commercio, quindi Paolino Di Betta è un uomo che vale. Il dottore Di Betta è stato un uomo molto avanti per quel tempo, aveva tante idee, tanti progetti, molti dei quali, quasi tutti, non sono potuti essere realizzati, non sono stati realizzati perché necessitavano anche di un apporto politico e quindi di un substrato politico. Ecco perché io faccio un esempio, tipo l'aeroporto, per cui lui si è battuto tantissimo e mi ricordo che lui andava in prefettura, parlava con il prefetto, portava dei faldoni che non finivano mai e controllavano e guardavano la fattibilità e quant'altro. Ecco, quando sembrava che si stesse per arrivare ad un dunque, ecco, tutto veniva annullato. Ecco, parlo dell'aeroporto, ma parlo di tante altre cose. Lui, per esempio, voleva realizzare il progetto Anversa. Il progetto Anversa era un progetto per cui i nostri prodotti ortofrutticoli dovevano convergere nel nord Europa. Anversa perché si parlava dove dovevano andare ad attraccare le navi, quindi il porto di Anversa, e quindi c'era tutta questa rete, tutto questo canale che avrebbe fatto diciamo, commercializzare i nostri prodotti agricoli. E così come si sono arenati tanti altri progetti che lui ha ideato. E di concreto però resta questo consorzio universitario, perché è stato lui a volerlo. Un momento importante, oggi si ricorda proprio il fondatore del consorzio universitario, il professor dottor Paolo Di Betta. Sì, e per noi è un motivo di grande soddisfazione risottolineare il valore della memoria
in una città che può sicuramente vantare l'impegno, la dedizione, la correttezza, l'onestà di molti suoi figli illustri. Oggi è stata la volta di Paolo Di Betta, al quale ero legato da sentimenti anche di amicizia, che ricordo non solo per la sua capacità imprenditoriale, ma anche per gli importanti ruoli che ha rivestito sul fronte delle istituzioni, non solo illuminato Presidente della Camera di Commercio, ma anche ai vertici di Confindustria provinciale prima e regionale poi. Quello che mi colpiva nel rapporto con Paolo Di Betta era questa grande fantasia, questa grande capacità di immaginare un territorio proiettato in una dimensione non solo nazionale ma anche internazionale, con delle idee innovative che sicuramente, se interamente realizzate, avrebbero fruttato benefici non solo economici ma anche sociali e culturali per questa città. Io ho avuto la possibilità di frequentarlo molto da vicino quando quotidianamente, per il ruolo istituzionale che io rivestivo, mi sollecitava per questa tanto agognata realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Non per il piacere di realizzare una struttura, perché intravedeva in questa realizzazione la possibilità di fare di Agrigento il terzo polo turistico siciliano. Di lui conserviamo un carissimo ricordo, almeno io da amico e da persona che istituzionalmente ha lavorato con lui. Io mi auguro che il ricordo della onestà, della correttezza, dell'impegno, della lealtà, della fantasia di Paolo Di Betta possa rappresentare uno stimolo e una sollecitazione, oltre che un esempio per le nuove generazioni.